Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura l'operazione di oggi a Catania denominata Doppio Petto, arrestati 18 soggetti di diversi clan mafiosi catanesi che gestivano le estorsioni in danno di imprenditori locali e avevano dato vita anche a un traffico di stupefacenti. La droga proveniva dalla Calabria e dalla Spagna. Sul nostro sito gli ulteriori dettagli e i nomi dei coinvolti. E rimaniamo nel catanese, dove i finanzieri di Acireale hanno portato alla luce un meccanismo con cui 4 imprenditori accesi sono riusciti ad avere indebitamente accesso a contributi erogati per mezzo di crediti d'imposta. Operazione Villaggio di Famiglia a Palermo, operato un maxi sequestro preventivo di beni, indagati 8 soggetti accusati di essere appartenenti alla famiglia mafiosa del villaggio Santa Rosalia. Nel mirino il traffico di stupefacenti e il trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla finalità mafiosa. Tragedia ieri pomeriggio nel Ragusano ed esattamente in contrada Cicogna a Comiso. Qui un uomo di 70 anni è morto schiacciato dal crollo di un muro di recinzione. L'anziano pare stesse effettuando dei lavori all'interno di una proprietà privata insieme ad un coetaneo che è rimasto illeso. E in chiusura ci spostiamo nell'Agrigentino, dove una coppia di coniugi è stata trovata priva di vita all'interno dell'abitazione in cui viveva. La scoperta in un appartamento di Viale Europa a Favara. I due, entrambi di 76 anni, sono stati trovati morti, il marito nella camera da letto, la donna era invece riversa sul pavimento. I dettagli di queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.